Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa regione 22 de su 2018. Beni beniase e beni beniusu e gustato venuto e boga bogi. Siamo andata in lingua sarda, che vuole di donare bogi e luogo a chi ne ha di sceverò de bivi, traballai e frincai in Sardegna. Poi uso a fuori di un evento che fai di goiai su cinema con l'invasata in minoria, con sa musica e sa giunta culturali e sociali, su Babel Film Festival, e hanno fatto selezione da noi in Castello e su mese dell'Ampadas. Su Babel Film Festival esti su primo concorso di cinema internazionali, tutto dedicato a produzioni che contano in lingua de minoria e minoradas. In lingua de minoria agguardiano una ricchezza che non dipoga da pillu vetti tra i suoi sfuerdatori, ma finza tra i suoi artisti mentre gusta del suo cinema. Su festival esti promovido dalla Società Umanitaria Cineteca Sarda de Castello e dalla Sozio Babel, finza grazie a s'aggiudu di enti pubblicus e a compagnius che beniti da differenti giassus del suo mondo. Negli ultimi anni, la Sardegna di fatto passos humanos po s'amparo del suo patrimonio di lingua de cosa sua, conoscendo il suo cavallo de medas varianti, unias de una punna comune, strapaia, paraia, valorai in lingua de sisula. Su Babel Film Festival c'entra in questo contesto commenti dei progetti culturali che vogliono di promuovere sa regionata intra culturas linguisticas differenti, imparando su cinema commenti di aina, posse espressioni e sa resistenza. Sa de noi edizioni de su Babel Film Festival promoviu de sa Sociedade Umanitaria Cineteca Sarda e de sa Soziu Babel, con su patrocinio de sa Regione Autonoma de Sardigna, è stata apparicciata in su mesi dell'Ampadas, comenzendi de sotto e finza a Sudregi, in Casteddu, in un anno che si deus arrecordai pois guerras e i direttus negausu. A su centro de su festival, commente sempre, sa difesa de limbas de minoria, chi vunti vittimas desse omologazioni culturali de su mondo. Un tema che eus agattau messe 61 film in 38 limbas, differentisi, con 19 lungometraggius, 9 documentarius e 33 gruzzometraggius, selezionaus po sa capacità in soru de contai iscorrius, memorias, identidadis e resistenza culturali. Su premiu maestrale po su mellus longometraggiu è stato donau a su film When the Walnut Leaves Turn Yellow, Turchia 2025, de su regista curdu Mehmet Ali Konar. Po sa forza chi ha di imperau po contai su passadrogiu de babbu a fillu, in su periodu de sa guerra. Su film è fatto con sa lingua Kirdiki Zazaki. A su documentario curdu d'Artas Carpenter di Xelil Seragerd è stato donato su premio maestrale po su mellus documentario, invece a Zen, Iran 2023, in sa lingua talish, ha dipinto commenti mellus gruzzometraggio, contendi sa capiu sacru intra lingua, terra e identidadi. Atrus premius de importu vunti stetius Le Pasha Mamere Moi, Belgio 2023, un film che questiona la disidentità culturali curda e ha dipinto su premio Diari di Cineclub. Abele de Fabian Volti, Italia 2025, fatto intra de sa Sardegna e de sa Palestina, ha dipinto su premio Unica, donau dei scientisti de s'universitadi che hanno apprezziau sa denuncia de su colonialismo territoriali. Sa giuria One World, fatta dei migranti, ha di premiau Fraria di Alberto Diana, film antifascista che conta da una storia de Sardegna dei anni subinti. Su festival ha di assignau puru atrus premius a traballus fattus con linguas e dialettus de Italia e de atras parti de su mondo. Po su sardu a films commenti La punizione del prete si seusu a capiausu, ma puru a atrus traballus fattus in friulanu, napoletanu, salernitanu, cilentanu,
marchigianu, tortonesu, finzasa a idiomas agumenti catalanu, occitanu, swahili, nenez e kernewek. Questa prima edizione de su festival, fatta in istadi, è praja meda a tutto su pubblico, grazie a puru ad un programma a ricco meda de acontecimentos, spettaculus, ciacciarradas con registas de tutto su mundu, laboratorius vopipius, atobius o apizzus de linguas de minoria e pure una party dedicata a su cinema de sa Palestina, grazie al s'aggiudu de Salard Film Festival, po sustenni su populu de Gaza. Su Babel Film Festival esti arrennesci un'altra volta ancora a valorai e promovi sa diversità di tutto in linguasa e a donai importanza ai direttus des populus. Su Babel Film Festival è un festival di importo umano, è nato in su 2010, per iniziativa della Cineteca Sarda e della Sozio Babel e della Società di Terra dei Punti. È l'unico festival internazionale dedicato alla lingua di minoria, o meglio, a su cinema che fa edda scetti in sas limbas de minoria. Una particolare attenzione è dedicata alla lingua sarda. Nosaltrus seus operandi in Sardegna e in Sardegna c'è una mera produzione di film in sardo. Poi promuovi su cinema in sardo e ho pensato di organizzare un festival che potesse creare relazioni con le lingue di minoria di tutto il mondo. E sul festival tem questo obiettivo, creare relazioni con le lingue di minoria di tutto il mondo. Su catalano, su occitano, su bretone, ma finza a lingue di minoria fatte in Sud America, in Nord America, in Africa. E ho organizzato noi edizioni, la prima in sul 2010, poi su festival è diventato biennale. Biennale poi la produzione dei film in linguas minoritarie non è meda, è difficoltosa la produzione dei film in lingua di minoria. Pertanto ho pensato di organizzare ogni 2 anni su festival per piegare su tempo di arregolare tutto su cinema mondiale e questionato in lingua di minoria. Tocca da noi che in questi 5-6 anni, gli ultimi 5-6 anni, la produzione è cresciuta di cinema in lingua di minoria, poi c'è una e crescita l'attenzione nei confronti della faidata locale, di chi questiona ancora in sa lingua di minoria, poi questionare in sa propria lingua olinai tirai a fuori tutta la propria memoria, la propria storia, la propria tradizione, la propria cultura. E la gente questiona sempre di più in sa propria lingua. Questa attenzione ovviamente è recepita dai registi e la produzione è aumentata mera in questi anni. In quest'ultima edizione ho regolato 136 film in lingua. Devo scioperare una sessantina e in 6 mesi ho organizzato su festival in Cagliari a Sex Mattatoio de Castello. E ho consegnato 14 premi
tres importantes de mer importu, funt cussus assignaus de sa giuria principale de su festival, una giuria composta de 5 personalità de su cinema e de sa cultura de sa limba de minoria mondiale. E quest'anno eus tenuto come presidente Enrico Pau, che è uno dei registi sardos più importanti che teneus. Sul cambiamento principale dell'edizione del nome del Super Film Festival è stato che sono cambiato il periodo del anno, sono passato da Sattongiu a Sistari, ed è scioperato che tu vai in una location, una location a Sovertu. Io sono scioperato l'ex di Cagliari, che è un centro di cultura, uno spazio meraviglioso dove si può fare meras cose. E meras cose che io ho fatto in questo festival. E cominciando le proiezioni, sì, a Sovertu, in una bella sala, con una bella proiezione a Suvriscu, godendo della antica steddaia, e altre proiezioni in una salicetta all'estera, all'interno di questa struttura, poi vai escursus, poi biri escursus e poi sicurezza, tutto a suo tempo, insomma, me la sborta sei traiettori e toccherà si che su sicuro. Bordaus salutor de sa regione autonoma de sa Sardegna, vinzara ovviamente, come tesinara in italiano, de sa assessora de Ilaria Portas, chi questo zero po' un attimo impinno istituzionale non ha potuto essere presente, ma mannattu, craru, debbo salutare Metta, Chincoro. Itachimmos in sa regione, a parte essere un bancomat, no, che parete chi, sa regione, scusa, chi pone su dinari. Giusto, no, ergai. Ma non è solo quello, eh? No, non siamo scricando, a parte Sarbrullas, de biponere un pacco de intelligenza, de conca, vinza schincar chi nova, chi occanno a tabessire a campus, speriamo che siano buona novas, e siamo faidando de sorbandos de sa cultura, chi siamo acabando, siamo finendo de los assentare, a bessire in paccardies o in paccaschittas a Suprusu, e siamo faidando de su bando imprentas, che è un bando de importumanno, posa cultura sarda in limba, in tutto sa limbas de sa Sardegna, che ammentiamo che no che siamo faidando de sa limba sarda, però sa legge 482 de si statu e sa legge 22 de su 2018 de sa Sardegna, che riconoscete so vedendo troppo a salestra, matta che er male, questa zovana, no, bilachete, lampueste, brava, un applauso, Frau, un applauso per traduttora. Per Laura. Casi lo merita, ammetta. Ecco, che besso fan club. Poi tornare a Sanremo, noi siamo faidando de su bando imprentas, e siamo faidando de su bando tulisi, pososi sportellos, de sa limba sarda, ed è tutto sa limba de minoria. Che in Sardegna tenimos sa fortuna manna, che po' mene è una cosa di importo, de tenere una limba sarda, che in tutto sa variante sua, che è una ricchezza, non è una cosa mala della stennere, e vinzas sa satera limbas che ammento sono su Saligheresu, su vaeddu catalano de Saida de Saligera, ed è questo strettor de sa Sardegna. Siamo faidando de su Sassaresu, siamo faidando de su Gadduresu e de su Tabarchinu. Questa schimbe limbas sono reconotar de sa regione, vinza schindunu azzuttu, schindunu sostentamento finanziario, chi in sallezzes e chi non permettini de lo hackere. Beste de montoare tutto questo mondo che travallata possa limba sarda, che non si dimenticare so schiva eddan a sa limba sarda, che è bello de andare in Sarviddas o di entrare in un luogo di travallo, non solo il suffizio mio vediamo tutti in sardo, non si uni su suo, e commente mi piace tanare sempre, non scomprendimos, non scherimmo fa che scomprendere, che noi sardos, quando non nos scherimmo fa che scomprendere, a chi in modo che non nos comprenda manco su Ichinu, su chi sta all'accana, chissà dommo, quando cherimmo orgai, quando cherimmo invece no, nos comprendimmo bene e prurde de attere puru.
A parte questo impegno che stiamo spiccando come ente regione, un'ultima cosa che mi piace narrare ed è cercare di tutto cantor de hackere, è aumentando questo che hanno iscritto, questo giovane, no, su diritto deve dare, bervinza su diritto di iscrivere, su diritto è una cosa bella, cerchiamo di hackere in modo che bisogna vinza su piacere deve dare ed ascoltare questa lingua meravigliosa che teniamo in quest'isola. Grazie a tutti e buon Grazie dottor Pellegrino, grazie per il suo contributo. Canu è uso decidio de fare uno sciacomano di attività e dedicarsi a un pubblico differente, dai pippius e smannus. E difatti si uso attivato dei laboratori con le mascaretas, dei burattinos in lingua sarda, un altro laboratorio di canzoni fatto da Renzo Cuggis. Goppais Samoia Zi, Goppais Renzo Cuggis, Goppais de Diareros, mica po' de Bars, Goppais de Frori, e ta se subito a fare no. Sono benius a fare uno spettacolo un po' pipius. Un spettacolo laboratorio. Laboratorio. Mi piace il laboratorio, non mi vengo subito. Conta contenti, a un dio usa contare e usa fizza a cantare. Canta, certo. Canto è Deo sono, però. Sono, Deo canto e usa fare canzoni, si è conto su. Poi più, su weekend di questa letteratura, di questa chisinara, questa letteratura, di questa pippiesa dell'infanzia, e usa provare, e usa piccare conto su chi in sadro però custos conto su non funti con notto perché bisogna su furriao su sadro no su funti con notto su in italiano funti con notto su in italiano no e usa fai la zuppa di sasso sa zuppa de vedra chi dice dumera chi mera con notto usa fai il gruffalo e usa fai i tre procedenti su sai c'è poi usa cantare canzoni sì, e usa furare di ondi e usa furare di su carascio uno tutto perché Deo è Gianfranco Liori ma gusa mi fa ranca sa de Samuel Sicuro che ci ha posto in mouse e perché non sono scritto canzoni bideas fueddius canzoni ma gusto da sari tutto detto così coscina e adesso in bella da fare no io usa fai canzoni di Pilastro Carolde usa fai un canto in sadro in lingua nostra e questo adesso questa specie del laboratorio questa zuppa de contos de fueddius de musica e spedioso che pragira non c'è posto tutto su non su spaziale su arrivato del spaziale ma era non più sole le pinacche non che si doveva fare gratis che del spaziale este tu pesante graia siamo debito noi de Brusu era de Brusu e ho fatto pure dei laboratori dedicati a un pubblico prosmanno, un pubblico appassionato del cinema e del suo lavoro del cinema. Difatti sono incaricato due filmmaker, di due squadre, due troupe, e in questo periodo del suo festival, in questa gira che c'è stato sul Babel Film Festival, hanno iscritto e realizzava interpretando loro un piccolo corso. Il corso sono venuti meravigliosi di un arroghittetto. Ma cosa si da posso vedere? Ma stai te facendo? Stai facendo fotografie? E già da po' più che facendo fotografie, ma vuoi? Rappresenta una cosa che una persona mi cara, tenida intro. Chissà da meta. Ehi, voi tu mi conosci, con tu io posso questionare. Tu sei l'unico che mi comprendi. Asi considerau l'idea di un altro traballo? Appo agattau dus traballus in sa zona tua. No, devo bollo su traballo mio, non du bollo un altro. Pure in questa edizione, questa da noi, su Babel Film Festival ha attento mera attenzione per questo che è questa formazione. E continuando a fare questo discorso della Babel Academy, dei workshop, del momento di incontro con professionisti del suo settore cinematografico, aperto a tutti e gratuiti.
Quest'anno ho avuto l'esperienza di Marco Antonio Pani, Vriscu deve sia in su cinema con suo film, il suo primo lungometraggio di edizione fatto da esso, nominato Nemos andando per mare. E difatti si riporta proprio questa esperienza di questo film, un film mera particolare, una prenda su cinema sardo che vi consiglio di cercare, chi non avesse visto, vale la pena a dubbi. Marco in questa di incontro con il suo pubblico ha richiesto, raccontato come nasce, come andava innanzi sul progetto del suo film. Quando appunto questa idea, quando ho visto su film su schermo, anche passato su ben 20 anni, ho 14 anni dell'idea a iniziare a scrivere. 6 anni da quando ho iniziato a scrivere, quando ho acabato questa pellicola e l'ho vista proiettata. È un misciamureddu fra passato, presenti, sonno, viso, realidad, ammentus, fantasia, è tutto mesturato di una forma concreta, ossia è mesturato come si mistura su pensamento quando ti scidas di uno sogno. Questi strumenti ti scidas in questo momento su viso, su realidad si pongono in pari, si influiscono su un altro e in tutto il film sta lì. Ossia, è come si qualcuno da sognato, da scritto in un momento di scidai. Funti rimasa come denai, si simbilla a rimasa, però non sono rimasa di Arerusu, è una specie di linguaggio semi-poetico che mi serviva per conservare l'idea del suo conto che si trasmette con sa poesia orale, no? Pensando su sa poesia, con sa poesia in ghizza da su film, con una cantata di poetas improvvisatori, e appunto tutto su testo in simil poesia da scritto Deo. Da scritto Deo questa volta direttamente in sardo, fa in di me aiutare per domani bene. In questa prima fase un'amica mia si chiama Angela Pinna del Sulumedu, che conosci mera bene su Logudoresu, ed Ivo Murgia per sa parte più spittichetta che sa parte in campidanese. Luego mi sono confrontato con tutti questi interpreti del suo film. Poi duvoni tutto in sa lingua sua, in sa lingua, in sa varianti, in suo dialetto di cada bidda degli attori. Sì. Giovanni Masi è un pastori. È un pastori, è mera cosa, a parte di un pastori, è un estetico, è un attivista pure, poi si indipendenza da una parte, poi sa lingua dall'altra parte e poi sa cose dei problemi dei pastori, sicuro. Si sono conosciuti nel 2005, fa in di Vanasa, e ha fatto su protagonista, su pastori Tottoi, questo cortometraggio Cosa Mia. Luego si sono incontrati un'altra volta con Capo e Croce, isso da sa parte di suoi totto, era uno pastori, l'ottendi posso comparto dei allevatori, dei pastori di Sardegna, e luego ho seguito collaborando. Cioè, noi stiamo andando per mare, agli stati una vaina mera traballosa con isso, tenia di studiare mera dialogo, meras palabras, mi tenia che aiutare in su sardo de Olmedo, sull'Umedo, è stato mera generoso e mera professionale pure il suo lavoro. Poi questione del cinema Cosa Mia, di come ti sono arrivato a questa idea di Nemo andando per mare, da mostro un poco di queste cose che ho fatto in questi ultimi 20 anni,
poi vai comprendi come ti traballando, seguendo un'idea, che non si frega mai, de vai cosa, sa? Si può arrivare a serrai uno circo, una ranza cinematografico, di un'idea, no? Del cinema. Sono nato in Sardegna, babbo mio cristiana in sardo, in Cuglieri. Scelti che su cristianare in sardo con Iaio e Iaia, però non cristianare in sardo con me. Io non ho imparato quando ero più piccolo, e non ho imparato quando avevamo un vagicetto con Mannu, tu sei imparando di noi. Dopo imparare un vago traballando, prima con Paolo Carboni, in Capo e Croce, girando in Sardegna, fatto su Fastori, che cristiananta Sosardo de ogni luogo della Sardegna. E questa è una cosa che crea da confusione in un vagicetto, però ti abitua ad ascoltare e ad cristianare un vago. In poi mi sono lanciando, non riuscivo a lanciando a cristianare sardo, ci sono provando. Questa è la seconda intervista che faccio che mi preparai, ma la prima era di imparare bene, poi scalinco una cosa che è parte della identità mia, mancare in due questioni. Io, di più non ho più fuedato in sardo. Babbo è di Seui, nasce in Seui, mamma è in Castedo, ma nasce il lavoro di Seueso. Però Deus nasce in un momento particolare, accanto in scuola non si impara su sardo, si va a questionare su italiano, su inglese, altre lingue, e a scioperato di imparare su sardo quando si cresce. Più che tutto quando ho cominciato a lavorare come giornalista. Questo per due motivi. Uno è che in anni questa regione ha evidenziato un progetto per questa lingua sarda e tanto ho avuto un'occasione per imparare una cosa in più di imparare poi in su mondo del suo lavoro. In noi per me su sardo è fino a un impegno che ho portato innanzi, sì. Poi penso che tocca a due sai su sardo. È una lingua che è morendo sì, è un obiettivo dove dai, poi dove vai vivi torna un'altra volta. L'idea di fare questo documentario nasce grazie a un premio, il premio Kenze Boges, che è un concorso fatto da Sassozio Babel, che produce film in lingua sarda e di minoria. E a posti si è pubblicato fino a su finanziamento del SISDRE, con il bando Avvisa, che poi gente giovane che va a film. Io e noi a su Babel Film Festival per presentare un documentario, Seu e noi, che è un conto a pizzo di una banda musicale che viene da Seui, una banda in Tremonti di Barbaggia. Questa banda tiene una particolarità, che è una banda che tiene questa musica in suo DNA. Da un secolo è presente una banda musicale storica, la banda Gioacchino Rossini, e da questa nasce in su 2019 un'altra banda, una banda nuova che suona da musica che va di jazz, funky, e si narra da Sewin Street Band. È una banda come questa americana che va in marching band e si binti a giro in tutto il mondo. Poi ho scioperato di fare questo documentario. Poi Seui è una banda che soffre di commenti altre banda della Sardegna del suo problema del suo spopolamento. Nasce poco gente e di morire meda vero. E tanto questa musica poi potete essere da importo. Potete essere da importo poi è un segnale, una luce in questo mondo nieto, questa realtà che non dona da spero a sa gente.
grazie a questa musica, meda sa picciocus e picciocas de saida imparano a suonare uno strumento, dove imparisi, s'agattant una o due volte a sa gita, può suonare e può imparare uno strumento nuovo. E questo potrebbe avere una forma di riscatto per sa gente che vive in Seui, poi è davvero difficile avvarrai. Questo è un documentario che conta da sa gente che avvarra in un luogo e tu vai intra in meda difficoltà, poi bunti bogendo servizi come si scuola, sanità, è difficile arrivare a euro e tanto a pensare che una realtà di Aici potrebbe essere importante a da contare. Io sono Matteo Vincollu e sono in oggi su Babel Film Festival, che è l'ultimo film che ho fatto, che si muove di 3 anni e mezzo. È una black comedy, una commedia niedda, che allega l'uso accademico del castello, che comincia un viaggio per cercare un baullo in un camposanto, sul baullo di Pedro Puddu, che è un professore meda famoso in castello. Questo su picciocco comincia da questa circa, ma scopre che Pedro Puddu è su voluto interrato in Sardegna, dunque non si dà ad accattare. Dunque c'è un film che va a ridere, che allega da morte, de pantomas e de camposantus, però in una maniera divertente e ironica. Io sono il regista, però sono pure produttore e sceneggiatore. Produttore perché tengo una domo di produzione in Castello, si muove di Mommotti, siamo già formatori di Gianno, e facciamo film di altro regista, spot pubblicitario, cortometraggio e videoclip. Dunque mi occupo per idea a cattare finanziamento per altri film, di organizzare traballo di altri registi e di altre produzioni. E dunque so per i produttori e dunque cerco di organizzare e costruire un film, non solo di girare come regista. Secondo me è stato un momento positivo, perché la legge cinema sta a funzionare bene, punti si sentono attraire urbandus che finanziano i film, sia cortometraggi, documentari e lungometraggi. Sto vedendo che io punti speri registar giovanus, che punti spendo film noso, che mancheranno tanta meta, oltre al solito su maestro del cinema sardo, come Salvatore Mereu, Bonifacio Angius, che si a tenere successo, che si può dennare successo, non dico, e fama veri a fuori della Sardegna. In Safida io si dovesse allegare in sardo solo quando torno in bidda, io vengo dai Baunei, quando torno in bidda si dovesse allegare chi nos amigos e chi nos fedale mio, in che una festa, in un'occasione speciale. In domo dall'ego pago, chi mamma e chi babbo, che una ie, ma solitamente d'un pero solo in giro chi nos amigos. Però con i amigos che allegano in sardo per il traballo e dunque si dà fassa di mantenere sempre io. In suo traballo d'un pero solamente può scrivere che un film in sardo, può girare una pareca di film in sardo, uno fu di Malefatau, che fu di girare in sardo de Baunei, ambientato in so 42, e poi questo 3 anni mendas però giravo in campidanese e non in sardo de Baunei. Devo narrare che su sardo de protagonista questo è un livello alto meda, Lele Pittoni e Francesco Bacchi sono veramente bravi, manti in città una surra de parole arnoasa e su sardo è veramente a un livello alto. Un altro incontro importante è stato con Massimo Danolfi, regista e montatori, che ha richiesto su cinema e cosa sua. Massimo Danolfi è connoto in Sardegna perché è autore di un film di montaggio nominato Materia Oscura, un film che conta la situazione su curriculum del queer.
Letizia Covi e Rainier Freeman hanno portato esperienza di documentarista e hanno questionato documenti, si contano la realtà. Particolari interessanti del cinema Cosenzoro è che è un cinema a basso costo e finza di gusto si questionato e Roberto scenari importanti di questi autori giovani, sardi, che incominciano a s'affacciare sul mondo del documentario partendo dal fatto che l'idea è più importante per aborto adesso di a disposizione. Su di noi importanti, però su di noi senza idee, senza su sguardo che si depritenni possa realizzare non era importante. Un altro momento di incontro c'è stato grazie a Radio X, che era fatto dei attobius a Sommirì, che punti andavo in onda in suo canale radiofonico e non senti inguni se questa gente che ci viene in presenza. Sergio Benoni ha richiesto con regista, autori e professionisti del suo settore cinematografico, quindi conta in un commenti sa visione in solo del suo cinema. Un altro momento di incontro importante che ha affrontato temi legati alle lingue di minoria italiana è stato questo che ho fatto con l'articolo 6. L'articolo 6 è un assozio nuovo che tiene il suo obiettivo di accomunare tutte le lingue di minoria italiana in faina che tiene come obiettivo la promozione e la tutela, come è scritto fin senza legge 482. E pochissime di gusto ci viene esponenti della minoria ladina, di questa gricca, del suo friulano e giustamente quello del suo sardo. Su Festival dei 10 adesso in 2027 sicuramente questa formula di vai in storia, questa che adesso è la formula del suo benidori questo festival se su già pensando a Novas de pone in questo programma e insomma contavo su che vai un festival ancora più bello di questo di quest'anno. Per questo puro e usa acabau. Grazie a voi seguiu. Si torna a viri sa città che bene di come un atto più nudo e poca voce. Chi commenta sempre, si bollesi sin all'ai eventus, fattus o contus che pensai si possa essere da cavallo ad uso scontai, scrivi una lettera su già su bogavoci.tv senza gmail.com. Poi te su noi più schiattro, poi intendi sa bogi da bosatrus.